Torniamo in studio con noi il primo ospite del telegiornale. Buonasera all'assessore regionale Daniele Stival, grazie per essere in nostra compagnia. Con lei parliamo della legge di stabilità che a livello nazionale è stata approvata sia dalla Camera che dal Senato. Grande l'ostruzionismo della Lega Nord a Roma, approvato quindi anche il decreto che porta proprio il nome Decreto Salva Roma. Stivale, le chiedo subito, ma quando arriva un decreto Salva Veneto? Ma credo che sarà un felice Natale per i soliti noti. I soliti noti sono la Salerno-Reggio Calabria, Roma che ormai come comune intendo è un pozzo senza fine, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, ma questo insomma è il bollettino da guerra che ormai c'è ogni anno nella legge di stabilità. Dei 14 miliardi della legge di stabilità, quasi metà vanno solo e soltanto per queste cose, credo quindi che ci sia ben poco da dire o da aggiungere per il Veneto. Un esempio banale, 2 milioni di euro messi per il teatro Petruzzelli di Napoli, Santa Cecilia di Portoguaro, dove c'è un notissimo personaggio del PD esponente in Parlamento. Non abbiamo mai visto, insomma, o troppo spesso abbiamo visto qualche euro. Quindi l'interesse del Veneto, i parlamentari di molti partiti nazionali evidentemente non c'è.